I padroni del Veneto sono quelli che hanno i soldi e dunque si potrebbe andare a scalare. Io in questo libro mi occupo dei padroni del Veneto, cioè di quelli che hanno i soldi pubblici, di quelli che amministrano i soldi pubblici. Veneto 1992-2012, Giancarlo Galan prima, Luca Zaia governatore poi. È il racconto degli ultimi 20 anni politici della nostra regione, quello che leggiamo nelle 272 pagine dei padroni del Veneto, libro edito dalla Terza, scritto dal giornalista Renzo Mazzaro. Un libro iniziato un anno fa, che a gennaio, dopo i problemi della Lega, ha subito una vera e propria rivoluzione. Un libro che ha un obiettivo ambizioso, quello di raccontare il Veneto agli italiani. Noi eravamo fino a pochi anni fa la regione che faceva ridere. Se c'era una battuta cretina in un film bisognava che fosse detta in Veneto, il Veneto dei carabinieri, la cameriera, non so, signore e signori, e di colpo siamo diventati invece la regione che fa paura, perché noi siamo egoisti, razzisti, mangiamo gli immigrati come una volta i comunisti mangiavano i bambini e avanti così, insomma. Ecco. Un'occasione per scoprire il Veneto e il fenomeno Lega, che non è solo Gentilini, dato che, lo ricorda nelle sue pagine Mazzaro, 36 persone su 100 in regione hanno votato il Carroccio alle regionali del 2010. Eppure non c'è in Italia lo sforzo di capire questa realtà, quindi anche la Lega è stata mistificata, è stata raccontata male e avrebbe bisogno di qualcuno che la raccontasse meglio. Un Veneto senza padroni è un vero modello Veneto, il finale non ancora scritto del libro. Cioè noi abbiamo non i padroni del Veneto, ma abbiamo i subpadroni del Veneto che obbediscono ad altri padroni che stanno, per non dire, a Milano e a Roma.